Allora, eccoci ritornati in studio. Allora, sicuramente da casa avrete osservato che prima di passare alla fase finale, diciamo, tra virgolette, della lunga epopea di Napoleone, sicuramente da casa avrete notato che questa sera in studio avevamo altri due ospiti silenziosi, oltre allo studente egiziano Patrick Zaki, di cui ricorderemo anche dopo appunto la condizione. Ma qui in studio abbiamo due manichini con due divise che gentilmente l'ingegner Simone ha portato in studio. Allora, sono chiaramente due divise, se può eventualmente spiegare ai telespettatori di che cosa si tratta. Iniziamo da quella che stanno inquadrando adesso, è divisa da fanteria. Fanteria, notate una cosa importante degli uniformi di quel periodo lì, non era importante il mimetismo, perché è legato al fatto che il volume di fuoco, cioè la precisione dei fucili era decisamente bassa, come è stato detto precedentemente, quindi anzi quello che era più importante era il controllo, tanto che c'è il famoso episodio che a Waterloo a un certo punto Napoleone vede qualcuno che si avvicina e dice: ma sono francesi o sono prussiani? Perché i francesi e i prussiani avevano uniformi molto simili sul blu scuro, quindi quello era un uniforme da fanteria, anzi precisamente da granatiere del 22esimo di linea. Ecco, ha una borsa, sì, alla giberna, che serviva a portare i colpi. La cartuccia, noi oggi chiamiamo cartuccia perché all'epoca era proprio fatta di carta. Ecco, erano divise che andavano bene tutto l'anno? Sì, divise che andavano bene tutto l'anno, erano in lana e venivano impiegate, diciamo, continuamente. Ecco, queste sono originali? No, questo originale ha il briquet, che sarebbe la spada corta da fanteria. No, le uniformi sono chiaramente rifatte, perché di stoffa è difficile, gli originali si trovano nei musei e spesso per la maggior parte sono da ufficiale, perché quelli da soldati sono ovviamente più difficili da conservare. Ecco, invece vicino a lei ne abbiamo una da abbiamo l'uniforme della cavalleria per eccellenza, cioè il corazziere. Questo è un uniforme del primo corazziere, questa è un'uniforme repubblicana. Diciamo, i corazzieri sotto il re c'era solo un reggimento che era l'8º, invece poi Napoleone trasforma in corazzieri tutti gli altri reggimenti di cavalleria pesante. La cavalleria all'epoca era divisa in pesante, leggera e di linea. I corazzieri sono quelli che caricarono proprio a Waterloo e vennero, tra virgolette, respinti dai quadrati inglesi. Di questo vedremo tra un po' la storia. Certo. I corazzieri erano, insomma... Quanto pesava la corazza? La corazza pesava tra i 7 e gli 8 kg. Cioè, il soldato, visto che prima abbiamo visto la lunga marcia, i 1000 chilometri per arrivare a Mosca, ecco, che peso trasportavano questi soldati? Ma i soldati, ad esempio il moschetto era un moschetto molto pesante, ingombrante, pesava 5,4 kg e inoltre era anche molto più ingombrante rispetto all'arma di oggi, perché era un'arma lunga. Lo zaino si aggirava intorno ai 15-20 kg. Considerate che ad esempio le scarpe erano chiodate. Noi, ad esempio, io a Waterloo sono partecipato come Renactors al bicentenario. Ecco, perché voi come associazione napoleonica partecipate alle rievocazioni storiche. Abbiamo il reparto di fanteria, che è l'11° leggero, abbiamo dietro un pezzo di artiglieria da 6 libre con il treno, poi abbiamo donne, vivandiere, eppure abbiamo un medico con un'ambulanza ricostruita. Ecco, sì, certo, perché quando abbiamo parlato dell'esercito che si sposta, ma assieme all'esercito si spostava un altro esercito di persone anche che seguivano gli spostamenti. Dato che c'è tutto un tema sulle donne a seguito dell'armata, che c'erano donne autorizzate, che erano le cantiniere, le blanchisseur, lavandaie, che fornivano quei servizi che attualmente oggi, ad esempio, negli eserciti moderni sono subappaltati. E poi c'erano ovviamente anche mogli di ufficiali, per esempio l'esercito inglese era molto comune portarsi via le mogli, anche i sottufficiali, sì. Nell'esercito francese un po' meno. Poi ovviamente c'erano prostitute, c'erano donne che, ad esempio nella zona del Veronese un cognome tipico è Montresor. Montresor nasce proprio perché spesso i soldati francesi chiamavano Montresor, quindi il mio tesoro. Quello era il figlio di Montresor, quando diventò poi l'anagrafe, che è proprio un'invenzione tra virgolette napoleonica, ma soprattutto del Regno d'Italia. Quello era stato il figlio di Montresor, i Montresor, ecco, il cognome è Montresor, è tipico. Verona è stata per parecchio tempo sede di truppe napoleoniche. Certo, bene. Certo, grazie, allora, grazie ancora della...
Proseguiamo con la battaglia di Waterloo e poi arriveremo alle conclusioni. È una battaglia molto difficile, è una battaglia dove io credo che ormai l'età influisca e tutte le vicende di Napoleone influiscono nella sua psicologia e anche nelle sue capacità decisionali, ma probabilmente ha perduto con la grande campagna di Russia, ha perduto quel gruppo di ufficiali che erano essenziali per riuscire a gestire un esercito di centinaia di migliaia. Quindi, battaglia di Waterloo. Abbiamo un problema con la battaglia di Waterloo. Ecco. Allora, arriva, eccolo qua, vediamo se ripartiamo. La campagna del 1815 va ricordata come una serie di battaglie strettamente collegate tra di loro. Due il 16 giugno, secondo giorno della campagna, Quatre-Bras e Ligny, e altre due il 18 giugno a Waterloo e inoltre quella di Wavre, a 4 chilometri dalle postazioni di Wellington a Mont-Saint-Jean. Il piano iniziale di Napoleone fu un successo. Wellington era consapevole della minaccia che rappresentava per la sua base di rifornimento e appena seppe che i francesi avevano cominciato a marciare ordinò alle sue truppe di concentrarsi a sud e a ovest di Bruxelles, staccandosi dai prussiani come previsto da Napoleone. Come previsto, Napoleone sapeva che il 16 giugno avrebbe dovuto affrontare due battaglie. La prima consisteva in un'azione di contenimento delle truppe britanniche, la seconda in una grande battaglia contro i prussiani. A quel punto sarebbe tornato alla carica contro i britannici fino alla loro distruzione. Ney era intento a evitare l'avanzata delle truppe di Wellington fino a quando anche loro potessero essere attaccati da tutto l'esercito francese dopo la sconfitta dei prussiani. Ney fallì nella realizzazione dei suoi principali obiettivi. Non riuscì a far giungere i rinforzi di cui Napoleone aveva disperatamente bisogno per sconfiggere i prussiani. L'eccesso di meticolosità del maresciallo portò a una serie di attacchi che a poco generarono una grande battaglia, poiché le truppe britanniche ebbero il tempo di ricevere rinforzi. Le conseguenze di questa battaglia furono disastrose per Napoleone, che in quel momento si batteva contro le forze prussiane a Ligny. I prussiani evitarono gli attacchi delle truppe francesi e si volsero verso il nord in direzione di Vendreux. Per questo motivo non ritenne opportuno inseguire queste truppe e così facendo diede ai prussiani, come aveva fatto a Quatre-Bras con gli inglesi, l'opportunità di sfuggire agli artigli del generale Grouchy. Le conseguenze di questa lenta reazione furono catastrofiche per Napoleone. Il 17 giugno le truppe britanniche e prussiane si ritirarono in direzione nord. Il maresciallo Blücher era stato dato per smarrito la notte del 16 giugno, intrappolato sotto il suo cavallo ferito a Ligny. Il suo sostituto Gressner era sul punto di ordinare la ritirata dei prussiani. In quel preciso momento ritornò Blücher e gli vietò di ritirarsi. Era sicuro che la cosa più importante fosse di lottare accanto alle truppe britanniche. Questo intervallo permise la ritirata congiunta dei due eserciti verso il nord, così come aveva previsto Napoleone, che pertanto non ristabilì il contatto con i suoi nemici fino alla fine di quel 17 giugno. A quel punto Wellington aveva deciso di rimanere e lottare a Waterloo il 18 di giugno. Il campo di battaglia di Waterloo ha un'estensione di circa 5 km da est a ovest e di appena 2 km da nord a sud. Le truppe olandesi, inglesi e belghe si appostarono in una piccola zona a sud di Mont-Saint-Jean. Invece insistette nel collocare il grosso delle sue truppe in cima a quella posizione dove si trovavano fuori tiro dell'artiglieria nemica. Le truppe di Napoleone si spiegarono in un altopiano di fronte a quelle di Wellington. Fra entrambi gli eserciti si apriva una vallata attraversata da due strade, occupata da un piccolo castello e una fattoria, la Haye-Saint. Gli alleati di Wellington provenivano dagli eserciti olandese e belga e contavano 78.000 uomini, 50.000 di fanteria, dei quali soltanto 20.000 erano britannici, 12.400 uomini di cavalleria e 156 cannoni, i cui addetti erano 5.500 artiglieri. Da parte francese furono spiegati 49.000 effettivi di fanteria, circa 16.000 di cavalleria e 246 cannoni assistiti da 7.000 artiglieri, il che dava a Napoleone un certo vantaggio numerico nei confronti dei britannici. Le truppe avevano passato la notte all'addiaccio. Quasi tutto il campo di battaglia versava in condizioni disastrose per consentire agili manovre. Convinto com'era che le truppe prussiane erano lontane da quel campo di battaglia, Napoleone si permise di perdere qualche ora aspettando che il campo di battaglia si asciugasse.
Dal canto suo, Wellington si complimentava per questa attesa che avrebbe consentito l'arrivo dei suoi alleati, i quali via via che passavano le ore si avvicinavano. Napoleone, ignaro della minaccia che rappresentava l'approssimarsi delle truppe prussiane, procrastinò l'attesa fino alle 11:25, quando le batterie francesi aprirono il fuoco e cominciarono ad avanzare. Questo attacco iniziale prese la forma di un divertimento rivolto al castello occupato dalle truppe britanniche. Ma la lotta per il castello si estese a poco finché divenne una battaglia anche se su piccola scala e attirò un considerevole numero di soldati francesi eccitati per la conquista di quell'ambito luogo. L'amara lotta per il castello durò per tutta la giornata senza che la battaglia si estendesse ad altri fronti. L'imperatore ricevette un'amara notizia. Per la prima volta si rese conto che i prussiani nella loro ritirata stavano dirigendo verso il campo di battaglia e ora Napoleone aveva bisogno disperatamente dei suoi 20.000 effettivi per unirsi alle sue truppe immediatamente. 2 brigate di cavalleria attaccarono sui fianchi destro e sinistro la fanteria francese finché fermarono quell'avanzata. L'entusiasmo che destò quell'azione tra gli uomini di Wellington spinse gli Scots Grey contro le truppe francesi. Fecero tacere le batterie francesi e annientarono gli artiglieri senza alcuna clemenza. E grazie a questo intervento le truppe britanniche poterono rinforzare il centro delle loro schiere. Comunque, lungo il fronte britannico, la situazione delle truppe britanniche continuava a essere preoccupante, come dice il capitano Mercer. In quel momento decisi di arretrare le mie posizioni dalle linee di ritirata. Il maresciallo Ney aveva osservato quello che credeva fossero i segni di una ritirata forzata al centro delle schiere britanniche e prese la disastrosa decisione di ordinare un attacco della cavalleria francese. Li lasciai avanzare senza intoppi finché la testa della colonna non si trovò che a 55-60 metri da noi. In quel momento diedi l'ordine: fuoco! L'effetto fu terribile. Quasi tutta la prima schiera cadde di colpo e i proiettili penetrarono nella formazione scatenando una tremenda confusione. Tuttavia, quei devoti soldati continuavano ad avanzare cercando di raggiungerci. Furono numerose le vittime e in un attimo la terra parve piena di uomini e cavalli. I francesi continuavano pervicacemente ad avanzare verso di noi e nonostante la loro lentezza sembrava che ci avrebbero travolti. In quel momento pensai che per noi era tutto finito, ma i francesi si girarono verso i 2 fianchi e si raggrupparono rapidamente nella retroguardia. Molti di loro persero l'orientamento e cercarono di passare all'interno della colonna. La zona vicina a noi era un caos totale e noi continuavamo a sparare costantemente nel mezzo di esso. Ogni scarica di fucile era seguita dalla caduta di tanti di loro, mentre i superstiti lottavano con le spade cercando di passare attraverso la calca. Pochi pensavano di usare le loro spade, spingevano con forza, cercando soltanto di salvare la vita. A un certo punto, alla fine della colonna, si aprì un passaggio e questa sparì molto più rapidamente di quanto era avanzata. Il rifiuto delle cariche massicce della cavalleria francese per i così determinati quadrati britannici risultò decisivo in quel momento della battaglia. Le condizioni nei quadrati risultavano quasi insopportabili. Asfissiati dal fumo, circondati da morti e feriti, non avrebbero potuto resistere molto di più. Ma verso le 4 i rinforzi dell'esercito prussiano arrivarono sul campo di battaglia e alle 5 avevano conquistato il paese di Plancenoit. 2 battaglioni della Guardia Imperiale spianarono il paese, sconfiggendo 14 battaglioni prussiani con la punta della baionetta. Con questa azione riassestarono la situazione dei francesi. Napoleone poteva averla vinta facilmente. Il maresciallo Ney era riuscito a organizzare una serie di attacchi simultanei, adoperando la cavalleria, l'artiglieria e la fanteria. Insieme concorrevano a determinare tanti caduti al centro delle schiere britanniche che dopo giorni di dura resistenza cominciavano a dar segni di esaurimento. In questa disperata situazione, Ney supplicò Napoleone di inviargli rinforzi, consapevole che un ultimo sforzo li avrebbe portati alla vittoria. Ancora stanco per la movimentata situazione di quella zona, Napoleone rimandò l'ordine di mezz'ora, il che fu decisivo, poiché approfittando di questa misericordiosa tregua, Wellington poté sistemare di nuovo le sue schiere. Solo alle 7 di sera Napoleone diede l'ordine e i battaglioni della Guardia Imperiale cominciarono a marciare. La vecchia guardia, la più antica di tutte, ristette formando un quadrato come se fosse un punto d'incontro, mentre il secondo e il terzo battaglione del reggimento della guardia, la cosiddetta guardia media, si lanciava all'assalto delle posizioni britanniche. Si scontrò lì con la decisiva resistenza della brigata della guardia britannica, che aprì il fuoco con tanto vigore che accadde l'impensabile. La guardia imperiale, fino allora invicta, si fermò e cominciò a indietreggiare.
Comprendendo che il momento decisivo era arrivato, Wellington incalzò il suo comandante. «Ora, Maitland, ora è il momento», gridò. A questo punto tutta la linea britannica avanzò come se fosse un solo uomo. Calò il desiderio di resistere dei francesi. «La guardia si ritira», era il grido di sorpresa che si ripeteva nelle file e che venne subito sostituito da «Si salvi chi può». Si salvi chi può, professor Zanella. Sì, che peso ha avuto questa battaglia? Waterloo è considerata la battaglia più sanguinosa dopo Borodino. 30.000 tra morti e feriti sono i francesi, 23.000 sono gli alleati. Anche qui abbiamo un Napoleone stanco, ordini tardivi e imprecisi. Abbiamo visto che dall'ordine di attaccare alle 11 del mattino, quando di solito si attaccava all'alba, sono tutte, e poi è stato sconfitto da elementi naturali. La pioggia scrosciante che c'è stata la notte prima, i giorni prima, che hanno reso paludoso il terreno, e le colline che gli impedivano di avere il quadro complessivo di tutti i battaglioni e le brigate che lui doveva muovere, anche la mancanza di visibilità, e poi non sapeva chi attaccare per primo, se Wellington o Blucher, anche questa incertezza, ecco, tutta questa sommatoria di mosse non azzeccate, qui la fortuna proprio l'abbandona completamente, gli saranno fatale. Abbiamo sentito che gli storici dicono che Napoleone avrebbe potuto vincere questa battaglia perché le parità di forze in campo erano simili, 49, 1.000 da una parte e 50.000 dall'altra. Ingegnere, un parere su Waterloo? Allora, su Napoleone tuttora su Waterloo c'è un dibattito molto acceso, anche di recente sono usciti diversi volumi, l'ultimo è quello del professor Barbero, ma indubbiamente Napoleone fa degli errori, ma altrettanti errori fanno Wellington e Blucher. Qui bisogna dire che probabilmente l'errore più grande lo fa Napoleone quando distacca Grouchy senza dirgli chiaramente che non deve inseguire i prussiani, ma deve porsi fra lui e i prussiani. E lì tuttora c'è una diatriba perché molti ordini dell'epoca vennero nascosti o rimaneggiati, per cui non è chiaro l'ordine che Napoleone diede a Grouchy. In questa maniera fondamentalmente è vero che all'inizio della battaglia Napoleone e Wellington hanno quasi la parità, ma nel momento in cui comunque i prussiani arrivano e attaccano sul fianco, i prussiani portano quasi 20.000 soldati in più, quindi Napoleone a quel punto era quasi impossibile che riuscisse a vincere. Quindi termina, forse come dice anche il professore, la fortuna gli è andata contro, probabilmente era finito, cioè era finito il suo periodo, c'è un momento in cui ogni uomo ha il suo nadir, il suo zenith, la sua leggenda era finita. Il senso del limite ce l'aveva Napoleone, perché fare la guerra a tutto il mondo dell'epoca e sperare di andare avanti e poi dice stabilisco io la pace, ma mi pare un po' presuntuoso, anche perché sotto sotto navigavano, c'erano grossi interessi sia dalla parte inglese sia dalla parte russa, c'è tutto il commercio che purtroppo sempre la storia dimentica e che è la leva fondamentale poi che fa scatenare le guerre. Prego. Sì, no, volevo dire che c'è un paradosso anche qua, nel senso che appunto Napoleone finisce la sua parabola, la finisce male, finisce poi con l'esilio a questo punto definitivo, e il seguito politico qual è? Il congresso di Vienna, che ha la mano libera per disegnare l'assetto, no, dell'Europa futura. Prima abbiamo visto quello scambio, no, di battute tra Metternich e Napoleone, vince Metternich ed effettivamente l'Europa prende un sistema dell'equilibrio nuovo che sostituisce quello precedente, che era stato di fatto stabilito a Westfalia dopo la guerra dei 30 anni, che durerà fino alla Prima Guerra Mondiale. Di questo hanno parlato moltissimi studiosi, ma anche fini politici. Ad esempio uno dei grandi fautori del Congresso di Vienna è Kissinger, insomma, che insomma,
più di lui penso che nel bene e nel male di realpolitik, però alla fine ci fu un errore anche da parte loro dal punto di vista politico. L'errore, e lo sappiamo bene perché poi fenomeni loro chi sono? Gli autori della Santa Alleanza e i protagonisti del Congresso di Vienna, l'errore fu che comunque Napoleone il seme l'aveva gettato, e nonostante il sistema dell'equilibrio ci fu anche da un certo punto di vista la pretesa di fare finta che non fosse successo nulla. La storia successiva ci parla comunque di numerosi paesi, non solo l'Italia, ma penso alla Grecia dall'impero ottomano, penso alla stessa formazione della Germania, che dimostrano comunque che nel bene o nel male questa figura aveva lasciato in questi 20 anni dolorosi qualcosa che poi nel resto dell'Ottocento si va a creare. Io credo che è la rivoluzione francese che crea una etica, una filosofia, una sì, ma è lui economia. Che esporta in un certo senso nel bene o nel male, è lui che esporta con le sue Io non armate. sono assolutamente d'accordo. Napoleone vuole mettere il suo impero e basta. Non parla di repubblica, non parla di rappresentanze del popolo, se non che gli diano il consenso. E quando gli danno il consenso lui cambia anche i numeri, perché non ha vinto, non c'è dubbio, però non sono significative come vuole lui, quindi ci mette anche lì, cioè vuole spaccare il capello in 4. La rivoluzione francese è la rivoluzione che chiude il periodo del Medioevo, non tanto quello artistico dove abbiamo il Rinascimento, i poeti, gli amori, eccetera, eccetera, ma la politica del Medioevo. Il re non serve più e vedremo che rapidamente nonostante ci sia il Congresso di Vienna e la restaurazione, ma questo non può durare. Ma la stessa cosa che succede il 48 di allora, quindi a distanza di 20 anni, non nasce per caso. La gente vuole riconoscersi in quello che fa. C'è una borghesia che sta crescendo, la nobiltà non può continuare a vivere sulla schiena della borghesia e quindi c'è un rifiuto. Ma la borghesia, attraverso uno sviluppo industriale, economico, eccetera, crea anche un altro strato sotto, no? Che nasce il movimento di riconoscimento delle persone, dei lavoratori, no? Con le varie, diciamo, la storia poi ci racconta, dal socialismo al bolscevismo, al comunismo, eccetera, quindi sono strati sociali che vanno in collisione, ma sempre tutto nasce, a mio avviso, dalla rivoluzione francese, che rompe come un vetro, no? Inciso il vetro, poi il crepo continua, ci metterà 100 anni, perché solo con la rivoluzione, con la prima guerra mondiale, crolleranno i 5 imperi, no? E quindi lì si rimetterà in discussione tutto. Professor Zanella, questo Waterloo era poi così determinante, oppure si poteva pensare che Napoleone in qualche maniera o la società potesse accettare ancora un'altra guerra? C'è una frase che forse può fotografare Waterloo, non ricordo chi l'avesse detta. Era un uomo che ha cercato in tutti i modi di avere le virtù, non avendola raggiunta ha conquistato il potere. Ingegnere. Io credo che... No, scusi, avvocato. No, è finita un'epoca, quella di Napoleone, e anche il suo tentativo di unificazione dell'Europa sotto il comando di uno solo, col far venire meno gli altri stati, era un'idea effimera che poi non è riuscita a avere il suo sbocco. Così come dopo la restaurazione, che ha cercato di rimettere in piedi un sistema che trovava origine in un meccanismo europeo feudale, era anche quello contro il tempo. Talmente tanto era l'evoluzione delle società europee, degli stati, delle persone, che è durato anche troppo fino alla prima guerra mondiale. Se non ci fossero state
che ci fossero stati, soprattutto in Italia, altre forme di Stato rispetto a quello restaurato col Congresso di Vienna, probabilmente sarebbe durato ancora meno. E il Novecento è un nuovo secolo, ha messo fine a questa che è stata il tentativo di riportare indietro un'Europa che invece in realtà era destinata a finire. Il nostro secolo apre un altro enorme punto interrogativo su cui faremo magari un'altra puntata per capire che cosa resta di questi diversi passaggi della storia e che cosa ci aspetta per il futuro, visto che anche l'organizzazione degli stati democratici, repubblicani, eccetera, di questo secolo del Novecento che è passato, invece sono un enorme punto interrogativo, con alcuni elementi che restano dell'antichità: il rapporto fra Oriente e Occidente, il rapporto fra potere, religione e il movimento e i meccanismi dell'economia e del commercio, che tipo di influenza avranno per il futuro. È un enorme punto interrogativo, perché è una materia che si sta muovendo. Però vediamo un fenomeno strano: dopo una rivoluzione c'è sempre un dittatore, no? Allora Napoleone sostanzialmente lo è, poi c'è Mussolini, poi c'è Hitler, c'è Stalin, no? E quindi sembra quasi che sia fisiologico questo passaggio, attraverso il quale si rimettono in discussione i sistemi precedenti, non si creano sistemi validi per il dopo, e solo la presa di coscienza della popolazione dopo questi traumi, allora si ricrea, diciamo, una intelligenza comune. Io credo che l'intelligenza di una popolazione collettivamente sia estremamente più posata e più capace di decidere rispetto alla decisione fulminea, sicuramente di effetto, di una singola persona. E allora a questo punto passiamo all'ultima parte, che parliamo della morte non solo dell'imperatore, ma della morte anche di quelli che lo accompagnavano. E soprattutto una cosa, e questo fa, diciamo, un po' orrore, la parola non è forzata, perché non c'è un mausoleo per tutti i francesi e tutti quelli che sono morti, che sono milioni, per Napoleone. E questo mi meraviglia. E allora rimettiamo in discussione liberté, fraternité, egalité, morte dell'imperatore, contributo. Era da molto tempo che il rumore di soldati in marcia tormentava i popoli d'Europa. Dall'arrivo di Napoleone fino alla sua forzata abdicazione, il terribile spettro della guerra fu presente in tutto il continente per una ventina d'anni senza interruzione. I quasi 20 anni di campagne militari e battaglie combattute tra Napoleone e gli eserciti coalizzati contro di lui rappresentano un bagno di sangue senza precedenti. Coprite la ritirata! Waterloo è solo l'ultimo atto di una tragedia che per decenni ha devastato l'Europa, falciando un numero impressionante di vite umane. Quanti soldati sono morti? È difficile fare calcoli precisi. Contando solo i caduti in combattimento dalle due parti, si arriva a circa 3 milioni di morti, numero che raggiunge i 5 milioni di morti, includendo anche i civili. Ma moltissimi sono stati i feriti, gli amputati, gli invalidi, senza contare i morti per malattie, epidemie, freddo, sfinimento, guerriglia.
Una cifra che diventa ancora più impressionante se si pensa che gli abitanti dell'Europa erano all'epoca circa un quarto di quelli attuali e che quei giovani rappresentavano la parte più vitale della popolazione. Speravo proprio che venissi a trovarmi. Aspettavo che tu fossi qui per andarmene. Andartene? E dove credi di andare senza le gambe, pezzo di idiota? All'inferno. È lì che si va quando si è fatto quello che ho fatto io. Le carneficine, gli orrori. Anche tu saprai che cos'è l'inferno. Quando ti ritroverai da solo, dopo aver fatto uccidere tutti i tuoi amici. E se non si faranno uccidere, ti abbandoneranno. Non ne possono più. Nessuno osa dirtelo. Ma io sì. Perché anche se è a causa tua che sono qui, sul punto di crepare, questo non mi impedisce di volerti bene. Perciò ferma questa guerra. Ferma questa follia. Ed ecco quello che di più rimarchevole, come scrive Anton Marchi, trova aprendo l'addome di Napoleone. Una perforazione allo stomaco e la presenza nelle pareti interne dell'organo di un'ulcera cancerosa, confermata anche nel diario del medico inglese Walter Henry. Ma queste conclusioni non sono condivise da tutti e ancora oggi si ipotizza persino un avvelenamento da arsenico. In proposito si citano tra l'altro varie analisi effettuate a più riprese sui capelli di Napoleone, da cui risultano tracce del veleno. Si accusano gli inglesi e i monarchici francesi di complotto, ma anche un presunto avvelenatore, il conte de Montholon, vicino a Napoleone nell'esilio. L'ex imperatore avrebbe infatti avuto una relazione con la moglie dell'aristocratico Albin. Ma c'è ancora un'altra ipotesi. Le terapie inadeguate alle quali è sottoposto Napoleone negli ultimi mesi di vita. Gli vengono ad esempio somministrate dosi massicce di 2 farmaci che compromettono il già grave quadro clinico: il tartaro emetico, un potente purgante che contiene antimonio, lesivo per le pareti dello stomaco, e il cloruro di mercurio, che induce vomito di sangue misto ad altre sostanze. Il 2 maggio, su prescrizione del dottor Archibald Arnott e contro il parere di Anton Marchi, Napoleone assume 10 grani di cloruro di mercurio contro i 5 di una dose normale. Alcune ore dopo ha violente contrazioni addominali seguite da un collasso e morirà il 5 maggio tra grandi sofferenze.
Si chiude qui l'avventura umana del giovane ufficiale corso Bonaparte, figlio della rivoluzione, divenuto poi monarca assoluto. I corpi dei suoi soldati invece non hanno sarcofagi, sono sparsi un po' ovunque sui campi di battaglia, bruciati o ammucchiati in fosse comuni. Ecco, questa è la fine a cui è arrivato Napoleone. Professor Zanella, vuole concludere, dare una conclusione a questa trasmissione su Napoleone? C'è un Napoleone raccontato dalla storia e c'è un Napoleone percepito dai popoli. Dobbiamo tenere sempre presente questo doppio registro. Anzitutto la percezione di Napoleone in Francia, quando fu concessa il ritorno della salma nel 1840, è stata un'apoteosi, una risonanza incredibile, come se ci fosse stata una vendetta postuma del mito che si era comunque costruito a Sant'Elena. E poi altrettanta attenzione c'è stata nel 1860, quando è stata inaugurata invece la tomba di Quarziete Rossa. A questo proposito dico un dettaglio che è curioso. Proprio nell'anno del bicentenario in Francia hanno aperto una sottoscrizione per raccogliere dei fondi per restaurare la tomba. In pochissimi mesi sono già arrivati a più di 832.000 euro. Quasi 1 milione, diciamo, ecco, può darsi che sia anche in crescita. È ancora molto sentito sicuramente e c'è sempre imbarazzo a parlarne. Diciamo, con uno storico come il Norwins, Napoleone è stato un uomo che ha avuto un eccesso di genio, un eccesso di fortuna, ma anche un eccesso di sventura. Sono 3 dominanti che caratterizzano un po' tutta la sua vita. Va citato anche una citazione che trovo pertinente del nostro Alessandro Manzoni. Era un uomo che bisognava ammirare senza poterlo amare. Un uomo che bisognava ammirare senza poterlo amare. E visto che abbiamo parlato anche molto dell'Italia, io direi che di Napoleone possiamo dirne tutto il contrario di tutto. Sappiamo che è detestato, ammirato, apprezzato. Io direi che nel bicentenario vanno evitati gli anacronismi. Le analogie sul piano etico sono tutte fuori luogo. E quindi sotto questo aspetto la storia ci dice che quando l'Italia prova a raggiungere la sua unità e la sua indipendenza, guardano comunque a Napoleone. I moti del 1821 non si spiegano senza quello che è successo con Napoleone, e tutto il resto che porterà all'unità d'Italia nel 1861 ha comunque lì il suo fulcro. Grazie. Avvocato, su piedi. Io torno al pensiero iniziale con cui abbiamo aperto questa, anche non può non toccare il cuore di chiunque, perché tutti quanti abbiamo studiato e i fussi come immobile dato al mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orbe di tanto spiro. Una poesia bella, magnifica, che parla di un uomo fuori del comune. I veneziani però, e io da veneziano ho questo sentimento, non gli sono riconoscenti per quello che hanno fatto, perché hanno nella loro storia, nel loro DNA, nella loro cultura, nella loro civiltà dei valori diversi di quelli di Napoleone, li avrebbero voluti continuare ad avere, conservare, ancora
l'occasione del bicentenario è oggetto di argomentazione e di discussione sul fatto se fosse valida la caduta dello Stato Veneto avvenuta ad opera sua in quel modo, e ancora i veneziani vorrebbero ritornare su quei valori che non sono gli stessi di Napoleone. Qualcuno li apprezza, credo che il 99% dei veneziani non li apprezzi, perché ha di meglio. Ha di meglio e vorrebbe andare avanti nella sua storia con quel di meglio e recuperare quel di meglio che ha e con il quale può guardare anche al futuro in maniera più solida, più seria in termini di valori, di senso di civiltà rispetto a quello che non gli ha lasciato in città e nello Stato Veneto la vicenda napoleonica. Grazie professor Chinaglia. Beh, prendiamo atto che Manzoni diceva ai posteri l'ardua sentenza, e ancora siamo qui a non dare una parola definitiva. All'inizio il professore diceva, ricordami il numero di libri, dicevi 85.000, potremmo aggiungere tutta la mitologia che si è creata attorno anche al cinema. Mi viene in mente Abel Gance, mi viene in mente Marlon Brando, mi viene in mente Rod Steiger, fra l'altro fece anche il Mussolini in fuga verso il confine svizzero, il Mussolini ultimo atto, e sicuramente ha dato un modello Napoleone che è scomodo anche per i francesi, insomma. Di recente avete fatto una trasmissione sul generale de Gaulle continua, no, questa politica che per certi versi è anche purtroppo madre di certi problemi che la stessa unità europea porta con sé. Mi riferisco in particolare al fallimento della proposta della Comunità Europea di Difesa che de Gaulle caldeggiò nei primi anni 50. Certo è che se siamo ancora qui a parlare di un personaggio che da 2 secoli continua a dividerci, sicuramente vuol dire che un solco profondo nella storia l'ha fatto e l'ha lasciato, e quindi è opportuno che lo consideriamo, ritenendo che comunque, resto comunque della mia idea, la rivoluzione francese è stata sicuramente, appunto come si diceva, il vetro che ha sfondato, però quelle armate, nel bene e nel male, perché condivido che ad esempio non ci sia un riconoscimento appunto di milioni dei suoi soldati, però hanno comunque portato quelle idee in giro per l'Europa, ripeto, nel bene e nel male, e anche noi appunto siamo figli di questa storia. Ingegnere. Cosa posso dire diverso da quello che hanno detto i miei esimi colleghi? Napoleone rimane una grande figura, sono quelle figure della storia che si trovano nell'arte, nella scienza, che mi hanno sempre fatto sentire piccolo, cioè quando pensi a una persona come Newton ti sembra di non appartenere allo stesso genere, cioè dici Napoleone nel suo possiamo dare possiamo dare un giudizio sicuramente negativo su tante cose, abbiamo detto che è contraddittorio, scorretto, è statista, però ha quel marchio di grandezza che fondamentalmente ogni uomo sogna di avere, e che purtroppo o magari per fortuna, perché siamo tutti di Napoleone, chissà cosa sarebbe, e questa cosa qua rimarrà per sempre, cioè è come pensare ad Alessandro Magno, sono quelle figure che vanno al di là. Come dice Vecchioni, magari il conquistatore conquistò nazione dopo nazione, poi si sentì perché arrivò davanti al mare e vide lo stesso sole disperato, però è su di lui che fanno la canzone. Certo. E Napoleone è questo, incarna questo segno di grandezza, e l'idea soprattutto che fondamentalmente anche delle persone oscure, magari grazie a una grandissima dose di fortuna, lui ne ha avuta tanta nella prima fase, perché ci sono stati almeno 4-5 episodi dove lui avrebbe potuto, Marengo era una sconfitta, poteva prendere la peste e morire a Giaffa, e venne ferito a un malleolo a Ratisbona, cioè lui questi 20 anni ha avuto tantissime occasioni in cui, pure come con l'aiuto della fortuna e della disponibilità a rischiare, un qualunque uomo potrebbe arrivare a delle vette che, come dice appunto il Manzoni, solo il sognarle è qualcosa di incredibile. Beh, sicuramente un uomo che ha
ha tratto l'attenzione della storia per 20 anni e tuttora. Attorno a sé praticamente ha lasciato un vuoto, c'era lui e poi c'era anche qualcun altro, e questo aiuta molto a raccontare, perché dobbiamo stabilire quella che è la narrazione e quella che è la realtà, per conto mio, nella storia, ed è una maturazione che io spero prima o dopo gli storici tendano ad acquisire. Per esempio l'aspetto economico. Non c'è guerra che si muova se non c'è l'economia dietro. Ma perché non si parla dell'economia che sta dietro a un conflitto? Perché non si parla di un'economia che rende necessario Napoleone e lo gratifica, perché tutto sommato ti mantengo, ti do i soldi, ne farai ancora di più, ma se tu fai i soldi io ne faccio di più. Questo è il meccanismo che viene sempre taciuto, noi l'abbiamo tirato fuori in varie occasioni, anche con Hitler. Chi ha finanziato Hitler? Sostanzialmente erano gli americani, ma certamente nessuno, non avendo letto, ma era già scritto il Mein Kampf, avrebbe capito che se lui metteva in atto tutto quello che aveva scritto sicuramente, ed era un uomo di parola per quello, poi se firmava un accordo sicuramente non era di parola, ma su quelle sue convinzioni era sempre coerente. No? Ecco. E allora mi domando, ma coi se e coi ma non si fa la storia, se dopo quella rivoluzione, se il popolo francese finalmente avesse preso possesso e coscienza della responsabilità che aveva di tutta la nazione, si fosse creato un concetto collettivo, non per disprezzare Napoleone, ma probabilmente i francesi sarebbero maturati più rapidamente. E invece no. E invece hanno avuto un re, poi ha avuto un altro Napoleone che era parente, no? È arrivato fino alla fine, ha fatto delle grandi guerre, dei disastri pazzeschi, perché nella filosofia attuale questo concetto comincia a decadere. Ma allora il concetto di forza e di violenza era fondamentale nel distinguere la personalità. Oggi abbiamo delle donne in Parlamento europeo e danno dei risultati totalmente diversi rispetto a questo: ho bisogno di soldi, distruggo una repubblica, ho bisogno ancora di soldi, ne distruggo un'altra. È chiaro che a distruggerla è stato bravissimo e ha distrutto migliaia di figli di persone che hanno messo al mondo i figli perché volevano bene ai loro figli e non avevano altra alternativa economica se non andare a fare i soldati da Napoleone, perché qualcosa si portava a casa, cosa che non era normale negli altri eserciti, non erano pagati come Napoleone, gratificati come Napoleone, e in questo era bravo. Allora io penserei sì, guardiamo una figura che è stata e non possiamo cancellarla, e anzi cerchiamo di studiarla nell'aspetto positivo e negativo, ma guardiamo soprattutto come potremo superare questa pulsione verso un conflitto ad ogni costo, e invece arrivare comunque a maturare un'intelligenza collettiva dove noi possiamo crescere e arrivare a una civiltà diversa rispetto a quella civiltà che veniva considerata addirittura nobile. Io faccio la guerra, vinco, quindi sono nobile. Ed è un concetto che gli storici ci lasciano, ma direi che il precursore di tutto questo, più che Alessandro Magno, è Giulio Cesare. Giulio Cesare è proprio la quintessenza da cui prende poi spunto lo stesso Kaiser germanico, dopo la prussiano, dopo la formazione dell'impero, Napoleone, lo stesso Churchill, tutti questi personaggi che vedono l'unica soluzione possibile fare la guerra, con una piccola differenza,
che gli inglesi, e l'abbiamo visto anche nella partecipazione ai conflitti, sono sempre pochissimi. Su 50.000 ce ne sono 17.000. Tutti gli altri sono sempre da un'altra parte e gli inglesi avevano preparato queste cose, ma d'altro canto non potevano permettersi di avere molti soldati, perché l'Inghilterra dell'epoca erano 9 milioni di abitanti e c'era poco da fare, le guerre non poteva sopportarle, però naturalmente le grandi navi sapevano, perché era un altro concetto, ed quella era economia. Vi ringrazio del vostro contributo, perché spero che abbiamo dato una schiarita a un pezzo di storia che ci coinvolge ancora adesso. Venezia ne è un esempio, ci è vicina, quindi lo sentiamo, ma Genova lo stesso, Napoli lo stesso. E quindi grazie di essere intervenuti e daremo l'appuntamento alla prossima settimana, parlando di Celestino V, perché la storia, come sempre, si ripete. Abbiamo un Benedetto XVI che fa il gran rifiuto quello per viltà, però colui che fece per viltà lo gran rifiuto, questo non si può dirlo, però che lo fece per viltà. Il Benedetto XVI è molto controverso, perché addirittura ci sono degli storici che dicono che il gran rifiuto non fu di Celestino V, ma fu di quel cardinale che era stato eletto prima di Celestino V, il quale disse no, perché erano già morti 3, diciamo, appena venivano eletti già morivano, cioè non avevano ancora assunto il soglio pontificio, che già erano morti, e quindi lo stesso poi Bonifacio Benedetto Caetani sta fuori dalla Tenzone e seguirà poi come consigliere il Celestino V, che invece è quello che farà, ma non è eletto dallo Spirito Santo. Celestino V, nonostante sia santo, non è stato eletto dai cardinali, viene portato di peso a Perugia e viene imposto da Carlo II d'Angiò, ma questo è oggetto della prossima settimana. E soprattutto quello che io raccomando ai nostri telespettatori, se hanno resistito fino adesso, di andarsi a vedere Monte Fumone, che è una cosa bellissima. C'è un castello dove in cima al castello non ha un tetto, ha un parco con alberi secolari. È il castello pensile più grande del mondo, credo, e solo a vederlo è già una soddisfazione. Poi troverete la celletta dove Bonifacio VIII fece mettere Celestino V, anche se in realtà non è proprio quella, perché la cella vera e propria fu demolita. Bene. Allora ci fermiamo qui, grazie al professor Patrizio Zanella, all'avvocato Giorgio Suppiei, al professor Marco Chinaglia, all'ingegnere Livio Simone per essere stati con noi, averci aiutato appunto a raccontare questa figura così importante nella nostra storia, a raccontare, non commemorare, come si usa dire, no? Perché è importante appunto raccontare e da questo poi imparare, soprattutto perché le cose non debbano ripetersi. Telespettatori invece diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 21 con TV7 Match in diretta. Arrivederci, buonanotte a tutti.